sentire l'applauso di Piazza Marconi, su forza, perché non c'è inaugurazione a Valdobbiadene dove non ci sia la banda cittadina. Grazie al maestro Dario Zandegiacomo. Avete già finito le mani? No, se non altro perché hanno fatto un percorso lunghissimo, quindi proporzionalmente. Sindaco, o allarghiamo la piazza o allarghiamo il palcoscenico il prossimo anno. Grazie per la vostra presenza importantissima in questa bellissima giornata inaugurale della Fiera di San Gregorio, gremita come non mai quest'oggi, vi assicuro. Qui c'è una bellissima visuale. Saremo velocissimi in questa cerimonia inaugurale perché gli appuntamenti sono molti. Concluso questo ci sposteremo alle nostre spalle per un altro taglio ufficiale e poi vi preghiamo di seguirci. Villa dei Cedri, perché ci sarà un altro evento, ma ne parleremo strada facendo. Intanto permettetemi di salutare con il vostro applauso il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Funziona? Funziona? Sì. Buongiorno, benvenuti all'antica fiera di San Gregorio. È vero, è un bel colpo d'occhio piazza Marconi, piena di persone, e grazie per essere qui. Io non riesco a salutare ad una tutte le autorità presenti, che sono molte e le vedete sul palco. Saluto il presidente Luca Zaia, che non ha mai mancato in tutti questi anni a nessuna inaugurazione dell'antica fiera. Dicevo, non riesco a salutarle tutte, ma un caloroso ringraziamento, perché avere tanti amministratori locali, sindaci della provincia di Treviso e Belluno, della regione, consiglieri e assessori regionali onorevoli, insomma è un orgoglio, ma un grande segno di vicinanza e affetto per l'antica fiera di San Gregorio, e questo è merito di tutti coloro che per mesi, per un anno intero, hanno lavorato per l'organizzazione di questa antica fiera, tutti gli espositori, perché per noi è una festa, ma in realtà è un'occasione di lavoro, di confronto su tematiche sempre più importanti dell'agricoltura, dell'artigianato, del paesaggio, del territorio, del clima, attraverso i convegni, gli incontri e le serate. E quindi grazie, io saluto e ringrazio, abbiamo ospiti gli amici di San Gregorio Magno con il sindaco, e della Costa d'Amalfi e Minori con l'assessore, paesi con i quali abbiamo stretto un patto di amicizia incentrato proprio sulla cultura, sul riconoscimento a patrimonio dell'umanità non solo delle nostre colline, ma anche della Costa d'Amalfi, e sulle piccole produzioni locali, le grandi eccellenze che rendono grande la nostra Italia. E attraverso questi patti di amicizia, di confronto e di crescita comune, credo che sia il miglior modo che l'Italia e le nostre comunità possano dare all'Europa nel significare cosa siano le produzioni locali, la qualità dei nostri prodotti. Quindi un impegno, è una festa, ma è un grande impegno per centinaia e migliaia di persone, alle quali vi chiedo di dedicare un grande applauso e un bocca al lupo per il lavoro. Grazie e buon San Gregorio a tutti. Grazie a lei, sindaco. Allora, la parola adesso al vice sindaco del comune di Valdobbiadene, Pier Antonio Geronazzo. È il suo assessorato, è anche il suo momento, dobbiamo dire, no? Esatto, non posso far altro che unirmi ai ringraziamenti e salutare tutti gli amici e ospiti che abbiamo qui sul palco oggi, tantissimi, non riesco a nominarli tutti per evitare di dimenticarne qualcuno. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti fatti dal sindaco. Mi permetto solo di dire benvenuti a Valdobbiadene, benvenuti a San Gregorio edizione 2023. E qui davanti, dietro di voi, vedete le casette delle associazioni di categoria del mondo agricolo, Coldiretti, CIA e Confagricoltura, che io ringrazio col cuore, perché Valdobbiadene non è solo una fiera per mangiare, bere, fare festa e vedersi e conoscersi, ma è anche formazione e cultura. E ringrazio le associazioni di categoria perché questa settimana abbiamo avuto ben 3 convegni, 3 serate organizzate in collaborazione con le associazioni di categoria, che hanno parlato proprio dell'agricoltura. E durante una di queste serate sono rimasto colpito, perché non lo sapevo,
Dovete sapere che tra i vini che produciamo a Valdobbiadene, quello che sta aumentando di più nell'export fuori dall'Italia, che ha più richiesta, è il vin col fondo. E non è il Valdobbiadene di OCG Extra Dry, non è il Brut, non è il dosaggio zero, ma è il vin con fondo. E questo è un vino, per chi non lo conosce, storico, tipico delle nostre aree, delle nostre zone, e non particolarmente pregiato, perché viene rinfermentato in bottiglia e ha un deposito sul fondo della bottiglia, da lì si dice sui lieviti, sur lì, o vino della tradizione. E questo è proprio quello che cercano all'estero. E dovete pensare che, visto che parliamo di estero, le presenze turistiche che arrivano ogni anno a Valdobbiadene, nel 2013, l'anno prima che fossimo eletti, erano poco meno di 10.000 presenze. L'anno scorso, il primo anno senza Covid, siamo arrivati a oltre 40.000 presenze. Quindi immaginate un paese come Valdobbiadene, con poco più di 10.000 anime, che ha 4 volte gli abitanti come presenze turistiche. Tutto questo per dire che il problema principale che avevamo a Valdobbiadene era tenere i turisti che si fermassero qui un po' di più, perché i turisti erano abituati a venire a Valdobbiadene, fare un giro nelle cantine, comprare una bottiglia di Valdobbiadene di OCG, andare in un agriturismo e poi andare via. Il motivo per cui siamo riusciti a tenerli qui di più è riuscire a fargli provare le PPL, piccole produzioni locali, che sono nate a Valdobbiadene, che ci hanno gemellato con altri comuni della costiera amalfitana e della provincia di Salerno e che ci hanno reso grandi, perché turisti che arrivano dall'estero quello che vogliono è assaggiare le qualità, le cose tipiche di Valdobbiadene, non solo il vino. Quindi troverete in piazza, in tutta la fiera, troverete i formaggi tipici di Malga, delle malghe del comprensorio del Monte Cesena, troverete gli insaccati che facciamo a Valdobbiadene che si sposano benissimo con i nostri vini e troverete anche le confetture e tutto quello che è PPL. E quindi non posso fare altro che invitarvi a scoprire Valdobbiadene, gustarvi Valdobbiadene e una buona fiera. Concludo, l'ultima cosa, vi invito, se volete assaggiare questi prodotti tipici, sabato 18 alle 4 ci sarà l'inaugurazione della primavera del Prosecco a Santo Stefano. La prima tappa la fanno a Valdobbiadene per inaugurare la fiera e spero di vedervi anche lì. Vi auguro una buona domenica e buona giornata. Grazie Vice Sindaco. Ho qui accanto a me il Presidente della Provincia di Treviso che vi invito a salutare. La parola a Stefano Marcon, benvenuto. Grazie, un saluto a tutti anche da parte mia. Il mio sarà un breve saluto volto soprattutto a ringraziare coloro che hanno reso possibile anche quest'anno il ripetersi di un evento così. Ed è importante farlo perché c'è tanto lavoro a monte che poi produce un risultato come questa fiera, che è un risultato atteso e che dà lustro alla provincia di Treviso. È una provincia ricca, la nostra, di fiere e di momenti di valorizzazione, li stiamo toccando con mano in questi giorni. Ed ha dei valori fondanti, due soprattutto secondo me. Uno, quello della concretezza, del pragmatismo, cioè delle radici sulle quali si fondano i nostri territori, imprese che funzionano. E il secondo è quello dello sguardo, una visione verso il futuro, quindi aziende dinamiche che crescono velocemente al passo con i tempi. Questo consente alla provincia di Treviso di distinguersi un po' a livello nazionale in tantissimi ambiti, anche in quello del primario, soprattutto in quello del primario. Chiudo nel ringraziare tutti gli amministratori presenti, dal Zaia, da Luca, dai colleghi sindaci e presidenti di provincia. Consentitemi uno in particolare, alla mia vicepresidente Martina Bertelle, perché questo mi ricorda che tra quei valori fondanti, tra quegli indicatori che vedono la provincia di Treviso essere primi in Italia, c'è quello della qualità della vita delle donne. Le donne sono una compagine, una delle due colonne portanti delle imprese che caratterizzano il vostro settore, no? Dove marito e moglie si applicano e crescono e fanno crescere il territorio. Quindi chiudo nel ringraziare tutti, soprattutto le donne. Buona festa. Grazie Presidente. Voglio ringraziare a nome dell'amministrazione comunale tutti gli espositori indistintamente ai quali tributerei un applauso perché è un grande investimento nella Fiera di San Gregorio, ma richiede ovviamente impegno ed dedizione. E un grazie particolare lo facciamo a coloro i quali sostengono dal punto di vista pubblicitario quelli che noi amiamo chiamare compagni di viaggio, i nostri sponsor, che sono riportati in tutta la campagna pubblicitaria, ma vorrei salutare in gran velocità, perché siamo veramente telegrafici quest'oggi, un ringraziamento alla Banca Prealpi San Biagio, quest'oggi rappresentata dal responsabile dell'Ufficio Agricoltura, signor Luciano Soldan. Se ci raggiunge per un saluto
non veloce, super veloce perché è nel vostro stile. Sì, è nel nostro stile, come è nel nostro stile Presidente, capire anche i messaggi che arrivano dal territorio. E qua oggi è partito un messaggio molto forte, giustamente da lei. Dobbiamo ampliare il palco perché non ci stiamo. Quindi sarà il nostro impegno per il prossimo anno. Grazie a tutti. Sindaco, grazie. Guardi che il sindaco ha già registrato, Altro partner storico con il quale anche si festeggia è la Cantina Valdocca, Cantina Produttori di Valdobbiadene, il vicepresidente Danilo Bronca, so che dovrebbe raggiungerci, eccolo qui. Benvenuto, ben ritrovato e grazie come sempre. Buongiorno a tutti, grazie per la presenza. Sicuramente non sono un leone del microfono, comunque la cooperativa che rappresenta, che è nel territorio, è una cooperativa di produzione sociale, sta dando soddisfazione e il raggruppamento, la ricaduta sociale, sono la contentezza dei soci, di cui ne vedo un po' qua in giro, e Valdocca, la nostra commerciale, che si aziona, diciamo, anche in azioni sul territorio, che va da casa del ricovero a questo veicolo, diciamo, siamo in comproprietà con il comune e nella donazione, per cui ecco, la nostra azione è questa. Sono sicuro, e qua voglio, vista la platea, e sono contento delle presenze, ringrazierei il governatore Zaia, diciamo, per le colline dell'UNESCO, che renderà il nostro territorio ancora più blasonato e ricercato, però ricordiamoci che questo dà anche qualche altra problematica, cioè la gente si muove sulle strade, non verranno sicuramente con gli elicotteri, quindi ben venga, le azioni positive sono importanti, ma voglio dire, bisogna che la gente cammini per la strada, ecco. Quindi un augurio a tutti, un buon San Gregorio, siamo tra gli sponsor anche di questa festa, cioè per cui continueremo così nella nostra attenzione sociale, perché siamo cooperativa, quindi il sociale è cosa nostra. Grazie e buon divertimento a tutti. Grazie a lei. Mi ha rubato il gancio, Presidente, perché si parla tanto di UNESCO, ma noi siamo abituati, ormai è entrato nel nostro lessico, nel nostro quotidiano, ma c'è stato un grande lavoro del nostro Presidente, è inutile che lo ricordiamo in questa sede, lo sapete tutti quanti bene, ma cosa importante, c'è una Presidenza dell'associazione che guida questo grande gruppo di lavoro. Allora salutiamo la dottoressa Marina Montedoro, Presidente dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Buongiorno a tutti e benvenuti. Al di là di salutare i presenti, anche il mio vicepresidente Sacchet, volevo soltanto dire due parole. Prima il presidente della provincia di Treviso ha ringraziato le donne. Negli ultimi giorni, anche grazie al presidente che l'altro giorno ha fatto una conferenza stampa in occasione tra l'altro della festa delle donne, si è parlato tanto di donne. Il Veneto ha un primato che credo sia giusto ricordare in agricoltura. Siamo la prima regione per donne che guidano aziende agricole, sono 14.000, circa il 25%, per cui credo che si meritino loro un applauso. Detto questo, invece è vero, ci troviamo all'interno dei 9.700 ettari che sono diventati patrimonio dell'umanità, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Valdobbiadene è anche la sede dell'ufficio dell'UNESCO, e ci fa piacere che proprio oggi, in occasione di questa fiera così importante per l'agricoltura e non solo, oggi inauguriamo tra pochi minuti insieme al governatore il primo yacht che è stato totalmente ristylizzato e che ci ricorda proprio che siamo all'interno delle colline del Prosecco. Io credo che per questo e per i successivi che verranno aperti, ci saranno quello di Vittorio Veneto e quello di Conegliano, che saranno collegati agli altri yacht che abbiamo in Veneto, dimostrando anche la grande capacità che abbiamo, credo, di coordinamento, soprattutto considerato che siamo i secondi in Italia per numero di siti, con 9 siti UNESCO. Io credo che ci sia da fare un ringraziamento grande al governatore e all'assessore all'agricoltura, perché non avremmo potuto avere questi 3 nuovi punti yacht senza il contributo da un lato e il supporto della regione. Per cui un applauso a loro, perché
perché lo dobbiamo dire, senza le istituzioni vicino, in particolare la Regione, che ha voluto che questa zona diventasse patrimonio dell'umanità nel 2008, partendo appunto col dossier nel 2008, noi non saremmo in grado di realizzare ciò che invece stiamo realizzando. E ricordo anche, e questo lo dico perché è fondamentale, perché è diventata un'infrastruttura importantissima per legare questo territorio, il ponte che a breve il governatore inaugurerà e che ci consentirà di collegare Follina a Farra, e anche in questo caso senza il contributo non soltanto intellettivo, fattivo, ma anche economico della Regione noi non saremmo riusciti a realizzarlo. Per cui a tutte attività che consentono poi di portare un valore aggiunto alla collettività che è il cuore delle colline del patrimonio dell'umanità. Grazie. Grazie Presidente. Allora, prima di passare al prossimo intervento, permettetemi solo un giro di saluti molto veloci. A questi comuni che cito adesso, naturalmente senza nulla togliere ai sindaci che quest'oggi sono qui, sono veramente tanti, ma una menzione particolare, lo abbiamo fatto nell'introduzione, perché c'è questo patto di amicizia con il comune di Valdobbiadene, al comune di Minori, siamo nella costa amalfitana. Salutiamo con un applauso l'assessore Maria Citro, che so è qui con noi quest'oggi, eccola qui, grazie assessore. Il comune di San Gregorio Magno, rappresentato dal sindaco il dottor Nicola Padulo, e il vice sindaco la professoressa Rita Robertazzi. Benvenuti, benvenute. E c'è un gemellaggio ormai storico che è quello con il comune di Longarone, in modo particolare con la mostra del gelato. Salutiamo il sindaco di Longarone, nonché presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Benvenuto. Allora, adesso facciamo una cosa un po' particolare, nel senso che abbiamo bisogno della vostra attenzione, soprattutto l'ascolto, perché il video purtroppo quest'oggi con il sole che ci batte contro non ci è molto amico, ma abbiamo un messaggio molto importante che arriva qui a Valdobbiadene dal Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ascoltiamo tutti quanti assieme. Prego. Saluto tutti i partecipanti all'antica fiera di San Gregorio, ringrazio il comune di Valdobbiadene e in particolare il sindaco Luciano Fregonese e insieme a lui il presidente Zaia per il lavoro che ha svolto nella regione Veneto. Permettetemi di ringraziare l'amica e collega onorevole Marina Aliprandi, a cui mi lega una amicizia storica, una condivisione di percorso politico. Purtroppo non ho potuto partecipare in presenza, ma tengo a farvi arrivare i miei migliori auguri e a ringraziarvi per il lavoro che portate avanti. L'anima del Made in Italy risiede nelle tradizioni locali e nelle comunità, vive e attive, che si prendono cura del territorio, del paesaggio e dei suoi frutti. Siamo capaci di esprimere realtà importanti dal punto di vista economico e culturale. Noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi difende questo modello. Lo dimostra ampiamente la nostra storia e le battaglie che da sempre abbiamo sposato convintamente, anche dai banchi dell'opposizione. Ricordo ancora, ad esempio, quando Giorgia Meloni nel 2021 visitò Valdobbiadene incontrando molti produttori del Conegliano Valdobbiadene di OCG, un altissimo esempio di sviluppo fortemente attento alla tutela delle identità territoriali e delle economie locali. Il cibo sintetico e le diete omologate non possono favorire il benessere dei popoli e delle nazioni, ma piuttosto gli interessi di poche grandi multinazionali. Noi siamo per i prodotti autentici della terra, per il buon cibo e per la convivialità. Anche la tecnologia può essere nostra alleata, ma sempre a sostegno del lavoro, dello sviluppo locale e delle nostre preziose tradizioni. La dieta mediterranea è patrimonio dell'umanità, così come le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Dai nostri territori nascono eccellenze, famose in tutto il mondo, e preziosi prodotti di nicchia che esprimono qualità, biodiversità e gusto per la vita. Questi sono fattori che rendono unica l'Italia e noi italiani per primi dobbiamo esserne consapevoli e orgogliosi. Gli eventi e le fiere sul territorio sono importanti perché contribuiscono ad andare avanti in questo percorso. Abbiamo il compito e l'onore di tutelare e tramandare tutto questo. Ancora grazie, quindi, del vostro impegno e spero di potervi incontrare presto, soprattutto per brindare con il meraviglioso Prosecco che viene prodotto in quelle aree e per poter ancora una volta affermare che il vino italiano è un prodotto di eccellenza che deve essere difeso ed esportato con ancora più convinzione in tutte le aree del mondo per garantire maggiore ricchezza alla nostra bella Italia. Ringraziamo il Ministro Lollobrigida per questo videomessaggio.
Siamo quasi a rintoccare delle campane, concedetemi solo di fare un breve break per dirvi che alle 16 quest'oggi su questo palcoscenico esibizione del minicoro Nuovi Orizzonti e stasera c'è un ritorno gradito in questo palcoscenico perché innanzitutto ci sarà l'estrazione della tomba di Beneficenza, ritornano i Franco Fabbrica a fare da cabaret e da anello di congiunzione, ma se volete fare un tuffo nel passato con la musica degli anni 60-70 sapete che c'è un grande protagonista della storia musicale che è Mal, che comunque è un evergreen. Adesso normalmente accade col ritoccare delle campane, Presidente, è il momento del nostro Presidente Luca Zaia. Si può staccare a campane, no? No, vabbè, ma tanto buondì a tutti. E io facevo un super applauso a tutti quelli che hanno lavorato per sta fiera. Alla banda, ai volontari. E poi, visto che avete già le mani calde, se riavvolgiamo il nastro dall'inizio, sta piazza non sarebbe piena se non ci fossero quelli che si sono spaccati la schiena su quelle colline lì, perché senza gli agricoltori oggi qua non esisterebbe nulla. Quindi grazie a tutti i viticoltori, gli agricoltori, grazie anche a quelli che non ci sono più, che questo successo, sto benessere non l'hanno mai visto, perché siamo davanti a un'agricoltura eroica, molto spesso rischiosa, dove alcuni, parecchi purtroppo agricoltori hanno perso la vita sulle nostre colline, questo va ricordato. Siamo davanti a un fenomeno che ormai è osservato a livello internazionale. Se da un lato mi sono battuto per portare il patrimonio dell'umanità, dall'altro vi ho fatto anche un altro piccolo favore nel 2009, fare un decreto che rende esclusive queste zone per la produzione del prosecco, altrimenti tutto il mondo farebbe prosecco adesso. Boh, che sia chiaro questo. Dopo se le strade sono piene perché è massa turisti, dove ho? Vieni qua. È come a Cortina, il segmento delle Olimpiadi. Sì, però anche Cortina è difficile per chi ci vive. È chiaro che i turisti stanno bene, gli altri forse un po' meno. E noi ci troveremo in quella situazione là. Ma il fatturato della cantina come va? Bene, Bene. bisogna, guai, altrimenti i soci ci fucilano. Hanno il segmento della strada. No, a parte, scusa, ma è l'occasione per ricordare la grandissima realtà della cantina e sicuramente ha ragione nel momento in cui si parla di disagi. Dobbiamo prepararci, e ne ho approfittato, al fatto che questa è la destinazione turistica che cresce di più in Veneto. Questo vuol dire che la nostra strada del Prosecco, che è la più vecchia d'Italia fra l'altro, la strada del vino bianco del 1966, la strada dei vini più vecchia d'Italia, diventerà un boulevard, diventerà che non te va in Veneto, non te va a Venezia, se non te va a fare anche questa. Solo che noi abbiamo 73 milioni di presenze turistiche in Veneto e la prima industria in Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato. Non è un caso che oggi si inauguri lo sportello di informazione e assistenza turistica, lo IAT. Guardate che ce n'è uno per provincia, qui ce n'è uno a Valdobbiadene, di solito ne mettiamo uno nel capoluogo e basta. In provincia di Treviso ne abbiamo uno nel capoluogo, l'aeroporto perché gli aeroporti ce l'hanno, e poi Valdobbiadene, dopo la Menteve. Oh. Allora, io non posso che ringraziarvi perché comunque dietro a sto successo c'è la gente, le donne e gli uomini del territorio, sono tutte storie belle, cioè io le conosco quasi tutti. Allora, il tema qual è? Il tema è che adesso dobbiamo continuare a crescere, credere in questa sfida, che non sarà facile, però è una sfida che porta benessere, perché quando qualcuno mi viene a raccontare che mai il contadino non distrugge niente, in Veneto abbiamo 11.000 frane, ce le ho tutte dove ci sono le aree boschive ma non dove c'è un agricoltore, perché l'agricoltore è presidio sul territorio. E dopo vorrei anche spiegare che se non avessimo questa fortuna che vi siete costruiti con la viticoltura, cosa ne faremo di queste colline? Allevamento da roaie? Cioè, la verità è che qui dobbiamo ringraziare Dio che comunque questo ci permette di restare ancora qua, di avere un sacco di giovani che restano qua in agricoltura. Dobbiamo far sistema con le Olimpiadi.
Io ho portato le Olimpiadi, come sapete, nasce da una mia idea. Le Olimpiadi porteranno una visibilità di 3 miliardi e mezzo di persone del mondo che le guarderanno queste Olimpiadi. Avremo 1 miliardo di PIL in più in Veneto. Questo vuol dire che siccome su 3 bottiglie bollicine nel mondo una è sempre del Prosecco, cerchiamo di farsi spazio anche sulle Olimpiadi, perché dove c'è un Prosecco c'è festa. Non si piange mai dove c'è il Prosecco. E questo è un altro grande valore. Un'ultima cosa che vi dico seria, prima di passare all'inaugurazione dello yacht. Acqua non ve ne c'è, ragazzi, L'avete visto? Siamo in grossa difficoltà. Io spero di no, ma ormai c'è qui l'assessore Bottacin che saluto, l'assessore Corazzari e l'assessore Caner che è all'agricoltura, e poi anche dei consiglieri regionali, alzate la mano se no non ve vedo. Barbisan, Razzolini, Bet, Villanova, Possamai, tutta la regione qua oggi. Bravi. È domenica in Corregna. No, dicevo, non escludo che i prossimi giorni mi toccherà fare un'ordinanza. Vi chiedo di darci una mano, cioè risparmiare la risorsa idrica. L'acqua è come il maggior tesoro che abbiamo. Senza acqua non si può vivere. Poi spero che a livello nazionale si decida di finanziare un grande piano. Spero che si possa andare avanti con la pulizia degli invasi alpini, quindi delle dighe artificiali o dei laghi che abbiamo, perché se togliamo quel 40, 50, anche 60% di detriti che li hanno riempiti, sono 40-50% di metri cubi in più di acqua che possiamo invasare. E poi bisogna deciderci di utilizzare le cave in pianura, di essere autorizzati a farlo, per farle diventare una rete di invasi, quantomeno per l'agricoltura, e finanziare il mondo dell'agricoltura affinché la dispersione della risorsa idrica, pensate, si dice che ci siano degli impianti che perdono anche il 70% dell'acqua prima che arrivi sulla pianta, lo scorrimento per capirci, vengano finanziati per modelli di aridocoltura, quello che fa in Israele, cioè ormai l'impianto a goccia sulle video vemo, no? Bisogna fare in modo che questo sia sempre più sostenuto. Per il resto io sono orgoglioso dei veneti. Qualcuno, oggi ho visto un titolo, i veneti sono i migliori, forse il titolo l'ha fatto pensando di offendermi. I veneti sono i migliori, bisogna dirlo, perché siccome l'ho detto ieri, ma noi siamo anche ospitali, questo non lo dicono mai, siamo anche ospitali perché conosciamo l'ospitalità e conosciamo anche i problemi di chi va via da casa per lavorare. Abbiamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto, questo bisogna ricordarlo. E siamo anche ospitali perché 600.000 migranti in Veneto si sono integrati, hanno un progetto di vita in Veneto, si comportano bene, condividono la nostra sfida e questi sono i nuovi veneti. Quindi basta parlare male del Veneto, basta pensare che abbiamo l'anello al naso, perché non è così. E per dimostrarlo faremo l'autonomia. Buona domenica. Grazie. Grazie Presidente, lei rimane per il taglio sì. Allora, mentre invito il Sindaco, il Vice Sindaco e le autorità a portarsi al centro del nostro palcoscenico, vi ricordo che una volta conclusa questa cerimonia ci sposteremo alle nostre spalle per l'inaugurazione del nuovo ufficio yacht e poi vi invitiamo in Villa dei Cedri per l'inaugurazione dei lavori di messa in luce e sicurezza della Roggia della Cordana. Se fate un applauso si taglia il nastro e poi il maestro Gianni Giacomo è già pronto con il primo brano musicale.